la dimensione e l'incombenza delle emergenze aperte nella nostra regione, insomma, penso siano dati acquisiti, un imbarbarimento progressivo delle relazioni sociali, un forte degrado dell'ambiente e del paesaggio, la rottura di legami di solidarietà, l'estensione di forme di lavoro sempre più precarie, finanche schiavistiche in alcune realtà, come delle interessanti anche indagini giornalistiche hanno evidenziato in alcuni contesti della nostra regione. Siamo arrivati quasi anche alla teorizzazione ormai del doppio livello di cittadinanza, con diritti diversi a seconda dell'appartenenza etnica. Ecco, slogan elettorali come prima il Veneto o prima i Veneti stanno poi anche a sostanziare sostanzialmente questa ulteriore determinazione a creare una frammentazione sociale e anche una competitività impropria tra coloro che vivono, lavorano e operano in questi contesti. Assieme a questi aspetti e a queste emergenze non possiamo non evidenziare una sorta di dissociazione politica e anche culturale che si esprime nella forte contraddizione tra obiettivi enunciati e in realtà pratiche istituzionali che sono in totale contrasto con gli obiettivi enunciati. Pensiamo per esempio all'enfasi sul federalismo e alla dimensione invece la logica di un forte centralismo istituzionale regionale, autoreferenziale, che poco o nulla riconosce alle autonomie organizzative, territoriali, sia in termini di statuti, sia in termini anche di riconoscimento delle diversità, delle diverse articolazioni nella nostra regione. Esiste poi sostanzialmente un atteggiamento un po' più sofisticato, se vogliamo, ma altrettanto grave, che è quello della deregolamentazione nella pianificazione di propria competenza della regione. Quindi anche qui una forte dissociazione tra enunciati, analisi culturali, scientifiche e quant'altro, insomma, anche sofisticate, e poi in realtà strumenti assolutamente non cogenti, non concreti, che lasciano a totale spazio di iniziativa e di intervento alle logiche pure del mercato e agli interessi connessi. Da qui l'enfasi delle nuove iniziative delle New City, Veneto City, Marco Polo City, Motor City, decine di milioni di metri cubi indotti certamente da lobby ben organizzate e realizzati attraverso strumenti sempre al confine tra la legittimità o meno. Pensiamo a strumenti che vanno in deroga, pensiamo a progetti di finanza dove la trasparenza degli interventi e anche dei controlli si fa sempre più ridotta. Da qui una prima analisi, un primo contatto con quella galassia di numerosissime iniziative territoriali che sono nate inizialmente magari contro, come si può dire, interventi invasivi nel loro territorio, e successivamente hanno elaborato però anche proposte alternative con competenze, esperienze e conoscenze che meritano di essere messe, come si può dire, a sistema e essere condivise in una dimensione reticolare, che è esattamente la proposta che noi oggi cerchiamo di fare. Evidentemente la nascita di una rete non vuol dire naturalmente una sorta di delega gestionale allo snodo della rete, ma vuol dire semplicemente un trovarci assieme in modo orizzontale, in modo condiviso, scambiandoci elementi di reciprocità, di conoscenze, essendo accompagnati anche da un comitato scientifico molto qualificato e che si sta allargando giorno dopo giorno. Avete già un primo elenco nella vostra cartellina, e quindi è esattamente la possibilità di costruire questa connessione in forme politiche aggregative e nuove, che si basino non semplicemente su una organizzazione fredda, ma anche su forti relazioni amicali, conviviali e di reciprocità, che naturalmente sono la base che poi
dà sostanza e rende anche irreversibili i legami di lavoro che andremo ad assumere assieme. Il momento decisionale della rete è rappresentato sempre e comunque dall'Assemblea Generale, dove partecipano tutti i comitati, le associazioni, le organizzazioni, e quindi, diciamo così, c'è una dimensione assolutamente plenaria e inclusiva. Poi esiste un comitato di coordinamento che è stato individuato attraverso una soluzione particolare come quella dell'estrazione casuale tra i componenti dell'Assemblea. Quindi appunto una disponibilità di servizio temporale a rotazione tra componenti scelti casualmente per evitare logiche, come si può dire, di delega o di rappresentanza che vadano oltre l'autonomia e l'autorappresentazione e l'autodeterminazione che viene mantenuta in seno a tutti i comitati e le associazioni. Una fase preelettorale con le elezioni regionali. Nei vostri documenti troverete anche una lettera ai candidati alle elezioni regionali sotto forma dell'indicazione il Veneto che vogliamo. Anche questo non vuole essere, come si può dire, né un documento definitivo, ma una traccia aperta a contributi e sollecitazioni, che però pone una questione che secondo noi è fondamentale, ed è quella di accettare la sfida della complessità. Troppo spesso troviamo istituzioni pubbliche e partiti che inseguendo la demagogia, il populismo di circostanza, semplificano elementi di relazione e contatti che ci sono tra segmenti che sostanzialmente spesso vengono affrontati in modo differente e differenziato. Noi riteniamo per esempio che la sfida principale per questa regione sia in particolare l'integrazione tra la qualità del vivere e dell'abitare un territorio e il tema della giustizia sociale. Sono due temi che non possono essere ovviamente separati, quindi i diritti di cittadinanza, una società inclusiva, una società solidale va di pari passo e deve andare di pari passo con la tutela dei beni comuni, con la tutela dell'ambiente ovviamente che ci ospita, perché siamo convinti che la coesione sociale possa crescere esattamente nella difesa di questi elementi trasversali che ci tengono assieme, e questo vale soprattutto per una regione invece dove le relazioni sociali, la competitività tra le comunità e i cittadini viene paradossalmente rinforzata. Quindi troverete in questa proposta ai candidati delle elezioni regionali del Veneto esattamente questa traccia che tiene assieme democrazia partecipativa. Anche qui è importante accennare ad alcune questioni, insomma non può essere un simulacro la democrazia enfatizzata o evidenziata in sollecitazioni estemporanee di partecipazione dei cittadini quando le scelte sono già state definite ed organizzate. Deve essere un processo di costruzione che ci vede protagonisti come cittadinanza nella definizione degli obiettivi del Veneto, il futuro che vogliamo, ad iniziare appunto dalla definizione di nuovi statuti territoriali che nella nostra regione devono avere un'articolazione, una differenziazione rilevante, perché abbiamo fortunatamente anche ambienti, contesti, esigenze territoriali che sono tra di loro molto diverse e non possono essere semplificate e banalizzate, come si può dire, dal punto di vista delle aree economicamente più significative e forti. Insomma. Lasciamo però un messaggio, non siamo alla ricerca di adesioni preliminari ai nostri documenti, anzi siamo qui per segnalare che noi incalzeremo, verificheremo giorno dopo giorno l'agire e le decisioni delle forze politiche intorno ai temi che queste comunità che si ritrovano assieme in questo obiettivo appunto di cittadinanza attiva si vogliono dare.